Si parla di turismo in città nella nota stampa del segretario provinciale della UIL Gero Acquisto in tandem con Lando Pecoraro della UIL Turismo, che affermano come il turismo negli ultimi anni, seppur per pochi mesi, aveva iniziato a risollevare in parte l'economia di Agrigento e della sua provincia. Quest'anno le cose sono andate un tantino diversamente. A luglio il calo degli arrivi e delle permanenze è stato emblematico rispetto allo scorso anno. Sono avvenute infatti a mancare circa 20.000 persone, segno che ci sono delle situazioni che meritano di essere attenzionate seriamente. Si è registrato anche un nuovo fenomeno. Dopo anni e anni di continua crescita di bed and breakfast, case vacanze, i dati della Camera di Commercio hanno messo in evidenza come alcune strutture hanno chiuso i battenti. Se vivi soltanto di quello che produce un B&B, devi ospitare almeno 70-100 persone al mese, altrimenti ti vedi costretto a chiudere, afferma Pecoraro. 8 attività ad Agrigento città hanno abbassato la saracinesca, 15 in tutta la provincia, numeri che pesano per Gero Acquisto come macigni se consideriamo che nella stagione estiva 2018 ad un certo punto nel capoluogo non c'erano più posti letto e i turisti sono stati costretti ad optare per le zone costiere della nostra provincia. Purtroppo, continua la nota stampa della UIL, arrivare ad Agrigento è diventato una vera e propria impresa, finisce solo con lo scoraggiare molti, visto che il costo che devono sostenere i turisti da Roma per raggiungere la città dei templi è superiore a una settimana di vacanze in Egitto. Per fortuna tiene la ristorazione, sempre secondo i dati della Camera di Commercio, a fronte di 351 nuove attività in provincia, ce ne sono da registrare 42 chiuse. Che sia arrivato il momento di affrontare l'aspetto turistico nel suo insieme è una certezza. Ci sembra, afferma Acquisto, doveroso che le istituzioni, commercianti, sindacati si siedano attorno a un tavolo per contribuire a trovare delle possibili soluzioni. Considerate le nostre innumerevoli bellezze paesaggistiche e archeologiche, non possiamo rimanere in silenzio, altrimenti la situazione non potrà che continuare a degenerare. Siamo preoccupati per l'occupazione che ne risenterebbe ulteriormente. Dobbiamo quindi alzare la voce e farci sentire in tutte le sedi opportune, perché è assurdo che si continui a emarginare sempre di più la provincia agrigentina con un asse viario da terzo mondo, senza il completamento delle strade statali 640 e 189. Non possiamo essere più sul mercato e vincere la concorrenza con altre zone turistiche.